Saranno le telecamere della videosorveglianza a far luce sull'episodio di vandalismo che si è consumato a Piazzale della Vittoria, a Monteberico, monumento nazionale e luogo sacro per i fedeli. Nei giorni scorsi la balaustra è stata nuovamente presa di mira. 6 colonnine di marmo sono state danneggiate. Il sindaco è pronto a presentare querela. Faremo querela in queste ore, stiamo acquisendo tutte le immagini possibili sperando di individuare i responsabili, anche se è sempre difficile ottenere immagini nitide che possano individuare magari il singolo responsabile, visto l'ampiezza della stessa piazza. L'area messa in sicurezza è transennata, spetta ora alla polizia locale vagliare le immagini delle telecamere presenti per verificare la dinamica dell'accaduto ed individuare i responsabili. Il danno non è ancora stato quantificato, ma si lavora al ripristino. Contemporaneamente lavoriamo sul ripristino attraverso la soprintendenza e i restauratori. Su questo ci siamo già attivati con MCPS e con il settore dei lavori pubblici del Comune. Non è la prima volta che la balaustra diventa oggetto di atti vandalici. Tra gli episodi più eclatanti quello di un'auto 2 anni fa che andò a sbattere sulle colonnine decapitandole.